Buongiorno ragazzi, comincia una nuova gita, stiamo andando alle grotte di Izzudas, siamo insieme a Cucina con Ninni. Bonnie non ci potrà essere questa volta, salutate, vediamo le manine. Ciao! Bonnie non c'è purtroppo perché nelle grotte non si può fare entrare. Andiamo, la strada è lunga. Siamo in ritardo folle, veramente folle, abbiamo trovato un sacco di traffico. Attenta che viscido. Ok, siamo arrivati. È molto più asciutto questo. Si scende parecchio. Mi sa che su Manaus sono 900 metri. Vediamo. Due. Vero Sì. che hanno 900 metri. Mi sembra di sì, cioè è scivolosissima sta cosa. Qui di due falli in mezzo. Bellissimo qua. L'attività intende con quota rispetto all'ingresso? Sì. Vediamo di circa 15 metri. Diciamo che la grotta si sviluppa più che altro in orizzontale. Non si vede tanto bene. Sulla destra lì c'è un passaggio lungo circa 20 metri, quasi verticale, che comunica con l'esterno. È un ingresso a pozzo verticale, largo circa 80 cm, quindi abbastanza stretto. I primi esploratori sono entrati da lì. Questa formazione la chiamano la Medusa. E in effetti si capisce il motivo. Questa è detta sala della Medusa, andiamo a vedere un'altra sala. Andiamo a vedere. Bello. Qua siamo sotto la Medusa, proprio sotto. La colonna. Sì? Come si chiama? Gli spinigoli. Sì, Quello è terribilmente grande. grande in tutta Europa. Sì. Questo è per i più romantici. La cavità ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Bene, qui finisce la prima parte della grotta. Sì. Allora, adesso passiamo in una sorta di tunnel, così ci ha detto la guida. Dovrebbe esserci anche un punto piuttosto basso e andremo a vedere. Famosa per il prodotto bicicletta, ma hai visto l'altra? Sì, ce l'ho davanti, ma prodotto anche auto. Ancora restaurata e scritta in pari di tecnico. Ok, qua c'è un'altra zona dove si scende ancora più in basso. Ci stiamo inoltrando nel cuore della grotta. E qua penso che sia il passaggio stretto di cui parlava. È stretto ma non così stretto alla fine, non dà problemi di claustrofobia. L'aspetto è favoloso. Adesso inizia la rottura di balle. Ok, e qua entriamo proprio nella parte più stretta a quanto pare. Qui se ti vede il colpo della strega, ci rimani. Allora è molto scivoloso, quindi se venite state attenti, portatevi delle scarpe da trekking. Ma era quello il punto dell'università. Qua è basso, è veramente basso. Diciamo che sarà 1,50 m scarso. Ok. Qui abbiamo
una piccola formazione e qua si apre, l'ambiente si apre, dà quasi l'impressione di una cattedrale, qualcosa di veramente molto bello da vedere. Guardate che roba. A volte, anche toccando la luce artificiale, si nota che in alcuni punti vicino al taglio del percorso, che rimangono accesi più tempo, si attiva la fotosintesi clorofilliana, quindi crescono i muschi. Ah, beh, sì, sì. Per evitare questo, quindi noi cerchiamo di limitare al massimo. Prego, prego, venite avanti così anche gli altri possono entrare nella sala. Interventi di che tipo? Siamo nella seconda parte, più precisamente questa è la sala dell'organo, deve il nome alla presenza di questa colonna. Non si formano più perché non sono più in crescita, perché l'acqua qui manca da centinaia, forse da migliaia di anni. Ecco, queste risultano fragilissime, proprio perché sottili. Possono raggiungere anche 3-4 metri di lunghezza, però hanno sempre lo stesso diametro. Quindi questo le rende fragili, basta toccarle e si rompe. Sì. E più larghe in generale. Qual è la differenza tra queste e quelle? Che in quel caso l'acqua scorre all'esterno e andando verso la punta rilascia carbonato di calcio, quindi la stalatite cresce anche in larghezza, non solo in lunghezza. Cioè, quindi non è solo un deposito localizzato nell'estremità inferiore, ma anche in lunghezza. Se avete fantasia, forse riuscite a vedere nel fondo quella che noi chiamiamo la bocca dello squalo. Si tratta di una frattura generata, addirittura questa stalatite è cresciuta su una stalatite, perché la goccia di un'altra stalatite, cadendo, va a sbattere lì. Quindi è lì che deposita il calcare. Particolare di solito questi stalagmiti si formano nel pavimento. Sono dei cristalli. Sono dei cristalli. Allora, fate un passo avanti poi là dietro. Venite avanti. Perché ci serve quello spazio. Bellissimo. L'interrogazione di scuola. Bravo Pippo. L'amico di Topolino. Vero? Somiglia? Sì. È quella che proietta. Vedete che i denti si vedono molto bene. I denti di Pippo. Però ce l'abbiamo anche senza denti. Questo è il nonno di Pippo. Ha perso i denti. Diciamo un po' come il diamante e la grafite. È sempre carbonio, però sono due minerali completamente diversi, con densità diversa, durezza diversa, eccetera. Là in alto vediamo dei cristalli più grandi, questi sembrano dei fiori, delle stelle alpine. Cristalli di aragonite che crescendo si tagliano in più parti e si ramificano, proprio perché l'aragonite è un minerale fibroso, quindi tende proprio a spaccarsi in più parti e ne vengono fuori delle forme arborescenti. Recente da un punto di vista geologico, sono circa 40.000 anni. Non è tanto. Il risultato sembra una cascata pietrificata, proprio perché l'acqua in questo caso scorre verso il basso per gravità. Questa colata è lunga circa 50 metri. Noi da qui vediamo solo la parte finale, una decina di metri. Per vederla tutta bisognerebbe salire là in alto, lungo quella frattura. Magari dopo pranzo. Qui vediamo delle gocce, vedete? Questo significa che le stalatiti sono ancora in crescita, cioè la goccia continua a formare. Dipende dalle caratteristiche chimiche dell'acqua, cioè se la goccia è acida corrode, qui non ha formato né la stalatite né la stalagmite, quindi l'acqua a volte è sottosatura in carbonato di calcio.
Per il momento 10 a 0. Cioè no, però fino a quando ho visto la mia giornata all'inizio, poi non ho sto studiando che la calcita fossero la stessa cosa, ma con struttura cristallina differente? Questa studia che la radonite e la calcita fossero la stessa cosa, ma con struttura cristallina differente, non la sapevo, la ignoravo completamente, allora devo fare una ricerca molto grande. Diciamo che li abbiamo messi perché essendo una grotta turistica, essendoci spesso delle visite, vogliamo verificare se le visite provocano una relazione temperatura. Questa sala venne scoperta prima rispetto alla sala del Louvre, che noi abbiamo già visto. Perché questo? Perché nel 71, quando gli speleologi hanno raggiunto la seconda parte della grotta, loro non sono sbucati nella sala del Louvre, sono sbucati qui, cioè sono arrivati prima nella sala del teatro. Casualmente. Sì, sono arrivati da lì. Vedete che in questa collina ci sono 7 grotte, quindi è possibile che ci siano delle comunicazioni tra queste cavità. Fra loro. Sì, però non è detto poi che un essere umano sia in grado di trovarle o passarci, perché spesso i passaggi sono veramente molto molto stretti, fessure impercorribili per un essere umano. No, non siamo venuti e mi sa che non dobbiamo andarci. No, non è contemplato. Allora, qua siamo in un'altra zona dove c'è un passaggio che non so se è veramente buio, però l'effetto è molto particolare. Allora, questa zona sembra molto bella, mi dà quell'impressione, sì. Infatti, ragazzi, spettacolo, spettacolo. Qui è bello. Qua è bella, eh? Sì, proprio bello. Di formazione non è ancora ben chiaro, diciamo. Ci sono però delle varie teorie. Per esempio, qui c'è un particolare didattico che ci può aiutare a capire come si forma. Perché a volte un'eccentrica evolve in una normale stalattite, cioè cambia idea, non ce n'è mai una identica a un'altra. Guardate che meraviglia, questo è il Pozzo della Suocera. Bellissimo. Sradicando addirittura una porzione di quel pavimento. Guarda che bello questo però. Sì, sono gli scorci migliori secondo me. Anche secondo me. Ma non è che non ci arrivano. Già. Quindi stiamo ripassando. Ah, che bello qui. Andiamo per i primi questa volta, dai. Non c'è il caffè. Quando ci vede per primo. Mai. La maledizione, stavo scivolando. Secondo me c'è da venire per primo per sbattere. Cioè, adesso io cado per tutte le cose. Anch'io. Anch'io. Dio. Troppo. Ok. No, che c'è il passamano che è troppo basso in certi punti. Cioè, basso per me, figurati per una persona normale. Eccoci qua. Ok, adesso stiamo passando dalla stanza dove c'era il cuore e il molare e stiamo risalendo però dall'altra parte. Vedete, questa è la parte da dove siamo entrati e qui
siamo invece nell'altra ala. Bisogna andare nella pagina di biblioteca. Sì, Se non andiamo in quella spaccatura. e scroccare. Ah, è vero, anche la Noi spaccatura. possiamo porre anche buoni buoni. Sì, qua si sale tanto, eh. Lascia passare il signore. Vai, che mi scoppi un po', vai. E siamo arrivati all'altra sala. Guardate sto scorcio che bello. Ed eccoci alla fine, stiamo uscendo. Aspetta. Questa parte ve la riprendo adesso perché all'andata purtroppo siamo arrivati in forte ritardo, causa traffico e vari problemi, e poi il parcheggio che non riuscivamo assolutamente a trovare, quindi siamo entrati in ritardo e tutto il gruppo ha dovuto aspettarci. Siamo andati vicino al linciaggio, ve lo posso assicurare. Quindi vi faccio vedere adesso queste scale, questo ingresso della grotta. Come vedete si arriva con una lunga salita con delle rampe di pietra, delle scalinate abbastanza importanti, e niente, questo è tutto quello che vi siete persi. Spero che questa gita vi sia piaciuta, alla prossima e ciao ciao!